C'era una volta, iniziano proprio così le favole e quella della famiglia Grassi lo è. Nata 4 generazioni fa, fra burattini e bambole fino a Tiziana, primario stellato dell'attuale ospedale delle bambole. Un orgoglio unico al mondo. È un ospedale sui generis, dove i pazienti non muoiono e non soffrono e i parenti sono tutti felici. Con noi, per Napoli Flash 24, la dottoressa Tiziana Grassi e la sua caposala Alessandra. C'è allegria nelle tue corsie? Ci spieghi e ci racconti la tua storia e la storia di questo ospedale. Ci troviamo in questo momento nel reparto donazioni. Come potete vedere, in questo spazio abbiamo raccolto per circa 100 anni, quindi per 4 generazioni abbiamo raccolto bambole, pezzi di bambole. So che il mio bisnonno era uno scenografo del Teatro dei Pupi ed è per questo che io mi ritrovo queste meravigliose scenografie della fine dell'Ottocento, e così come dalla storia dice che praticamente lui appendeva queste teste, queste mani, questi piedi dei pupi. Insomma, una persona del quartiere passò di lì, se lo iniziò a far aggiustare e da quel momento in poi il pedale delle bambole lo appose su una tavoletta di legno e la inchiodò fuori dalla bottega. Questo è l'albero genealogico della mia famiglia. Al centro c'è il fondatore, che è il mio bisnonno Luigi Grassi. A destra troviamo la mia nonna Giovanna, a sinistra il mio nonno Michele, giù è una vecchia foto mia di papà e c'è anche la vecchia bottega, come un po' come era. Tiziana, volevamo chiederti, da nonno Luigi ad oggi, come si è trasformato il vostro lavoro e quali sono i vostri nuovi progetti? È diventato un vero e proprio museo, si paga un piccolissimo biglietto d'ingresso e la cosa meravigliosa è che si entra in questo scrigno dei desideri, dove sembra che il tempo si sia fermato e dove, se lasci andare un po' il tuo pensiero, provi a ricordarti se tra uno sguardo di una bambola ritrovi quello sguardo della bambola che era a casa della nonna, della zia o che era della tua mamma. Però sicuramente vogliamo attestarci come luogo della memoria da visitare. Siamo un ecomuseo, ci piace proprio immaginare che da oggi a 20 anni non spariremo, ma che anche i miei figli possano occuparsi di questa bella struttura e così con i laboratori, con le esperienze e con tanti progetti possano nascere tutte nuove iniziative che ci vedano protagonisti e mai in estinzione. Però sicuramente vogliamo essere un luogo magico dove ancora i bambini possano respirare un po' quel sapore di artigianalità. Tiziana, 2 preziose novità nell'ultimo anno: la nuova sede e l'ingresso nei centenari. Per noi avere questa certificazione di essere un'azienda centenaria è una cosa molto importante, che dà valore poi a questo gesto che noi abbiamo fatto. Avere questo spazio vuol dire tuffarsi in una modernità e poter dare la possibilità agli altri di riconoscerci anche sotto un altro sguardo, perché sai, lo sguardo napoletano è vabbè, ospedale delle bambole, sai, sembra una memoria, quasi una memoria. Poi nella leggenda si dice ma perché esiste ancora, ma mi pare che ha chiuso, mi pare che non c'è più. Non è vero, l'ospedale delle bambole non ha mai chiuso, principalmente, anzi oggi abbiamo questo luogo più grande e anzi veniteci a visitare, perché è un luogo veramente magico e unico. Sicuramente siete facenti parte del nostro orgoglio napoletano ed è per quello che noi siamo venuti a visitarvi, come tutti i nostri affezionati orgogli napoletani. Bellissimo, per qua e sul territorio sento che di avere bisogno della forza di tutti quanti voi, che in maniera forte, così come fate il vostro lavoro di giornalisti, da giornalisti bravissimi, e dite noi siamo qui, rimaniamo qui e uniamo le forze e ci sinergizziamo, quindi venite in tanti, mi raccomando. Tiziana, auguri da noi, auguri dagli amici di Napoli Flash 24 e saremo sempre più numerosi nella tua bellissima bottega. Grazie. Ti saluterei con un bacio. Grazie. E facendoti tantissimi auguri e ringraziamenti per tutto quello che tu dai alla città di Napoli. Grazie.